Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura un uomo è finito in carcere per triplice tentato omicidio aggravato avvenuto nel centro storico di Gela. La telecamera di videosorveglianza pubblica presente nelle vicinanze del luogo dell'agguato ha contribuito ad individuare l'autore del gesto. Ancora un maxi sbarco a Lampedusa dove durante la notte è approdato un peschereccio di 25 metri con 347 migranti. I presenti a bordo del natante hanno riferito di aver pagato da 4.000 a 8.000 euro per la traversata. 3 professionisti di Messina sono finiti ai domiciliari per operazioni fantasma e truffe fiscali al fine di ottenere agevolazioni in determinate procedure amministrative. 2 commercialisti si facevano portavoce delle indebite richieste del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Un neonato prematuro con una grave malformazione dell'esofage è stato trattato con successo al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Il caso ha richiesto un approccio multidisciplinare per garantire la sua sopravvivenza e una buona qualità di vita futura. Nel tardo pomeriggio di ieri un 63enne stava percorrendo la via Dusmet quando in seguito al malore ha invaso l'opposto senso di marcia scontrandosi con un altro veicolo e schiantandosi contro un arco di cemento della Marina. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.